Chiusa la parentesi del superbonus, si affacciano ora le prime scadenze utili per riconvertire il patrimonio immobiliare del nostro territorio. Il piano casa torna dunque in primo piano, rilanciato anche dal segretario della CNA del Veneto. Accanto al tema della sostenibilità e dell'efficientamento energetico dobbiamo lavorare anche sulla dinamica sismica, perché la dinamica sismica è una dinamica di tutela e di sicurezza che deve essere tenuta ben in considerazione tanto quanto le questioni che riguardano l'efficientamento. A Treviso ci sono più di 600 immobili su cui non si è potuto intervenire. A lanciare la proposta di aggiornare il piano casa, l'ultimo risale agli anni 70 con la legge Fanfani, è stato il sindaco di Treviso Mario Conte, intervenuto al convegno Abitare precario che si è svolto all'auditorium della CGIL. Proposta, quella del sindaco trevigiano, raccolta anche dalla CISL della Marca. È sicuramente vero che il patrimonio immobiliare della provincia di Treviso è un patrimonio vecchio. Pensiamo che il 70% degli immobili è stato costruito prima degli anni 80, il 50% prima degli anni 70. Da una parte quindi la necessità di ristrutturare gli immobili agevolando chi deve fare gli interventi con bonus edilizi, con crediti fiscali, non con il 110% che è stato uno strumento che non è stato efficace. Dall'altra parte c'è la necessità però dentro al piano casa di prevedere affitti agevolati e garanzie per chi affitta. Chiederemo, assicura il segretario Massimiliano Paglini, rapidamente un incontro per gestire questa fase. Serve invece una nuova cultura dell'abitare. Oggi il rialzo dei tassi sta rendendo difficile per tante famiglie trevigiane accedere ad un mutuo. È fondamentale, ricorda Paglini, che si definiscano condizioni di garanzia per chi vorrà locare e condizioni di sostenibilità per chi cerca un'abitazione in affitto. Sono pochissimi i cittadini che oggi possono permettersi canoni da 600, 700, 800 euro.